detto che Dobbiamo entrare, dice la voce dell'ufficiale giudiziario. Ehi, sposta di là. Allora, 1, 2. In 10 in un attimo formano un cordone umano, le braccia si intrecciano per bloccare le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, Digos. La tensione si alza. Polizia e carabinieri sfondano il cordone, entrano. I ragazzi dell'associazione Caminantes e del centro sociale Django cercano di chiudere e resistere. È in atto l'esecuzione di un'ordinanza di sfratto, è la sesta. Con che faccia guardate i vostri figli a casa, dopo che buttate la gente in strada? Con che faccia? Attenzione alle strade, dietro passano le macchine. Con che strada e con che faccia li guardate? L'uomo, un cinquantenne, padre di famiglia ma rimasto solo, viene portato fuori. Alle spalle un debito con l'Ater di circa 20.000 euro. Una situazione di fragilità anche mentale. Denuncia chi questa mattina ha cercato di impedire lo sfratto. Questa violenza non aiuta, ribatte il comune, ci impedisce di lavorare per il suo interesse. Realmente le risposte per lui come per molte altre persone in questi mesi sono state: non possiamo fare niente, non ci sono fondi, e letteralmente gli è stato detto più volte, proposto più volte, semplicemente un letto in dormitorio. Una situazione, una soluzione che non è una soluzione, è semplicemente una proposta indegna. I facili giudizi li lascio a chi fa bar o chi vuole fare politica sulla pelle delle persone. Chiaro che quando si portano le situazioni all'estremo, poi ovviamente la normativa dà la possibilità all'ufficiale giudiziario di essere coadiuvato anche dalla forza pubblica. Caminantes sta seguendo circa una decina di sfratti in contemporanea a Treviso, parla di 121 alloggi sfitti del comune, 243 case Ater sfitte. A fronte di questi numeri non si riesce a trovare una casa, com'è possibile? Il servizio si è mosso per tempo, forse si è voluto arrivare a questa situazione, insomma noi lavoriamo con l'adesione della persona. È certo che per uno sfratto che fa rumore sono tanti quelli che riusciamo a bloccare. Arrivo dall'ennesimo incontro con Ater e non solo, perché noi rispondiamo ovviamente anche agli sfratti dei privati e quindi il servizio sta lavorando, fa molto meno rumore quello che riusciamo a risolvere. La casa è una priorità anche per noi, chiarisce Tessarolo, ma serve un nuovo modello nei contratti di lavoro ed una riforma nazionale. Da soli impossibile affrontare questa emergenza.